Buongiorno, benvenuti a tutti a questa bella e importante cerimonia di conferimento del titolo di Cavaliere d'Onore dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria alla città di Vittorio Veneto. Direi di dare subito la parola anzitutto al sindaco Roberto Tonon per il benvenuto e i saluti di rito, non prima di aver presentato chi è al tavolo in questo momento. Parto direttamente dalla mia sinistra, il presidente nazionale dell'Associazione Arma di Cavalleria Alipio Mugnaioni, il generale Paolo Gerometta, che è stato a Vittorio Veneto, che è vicepresidente, è stato a Vittorio Veneto come decano poco prima di andare in quasi pensione, perché diventerà a breve dirigente del Comune di Roma, e il presidente regionale dell'associazione Lucio Pasqualetto, che rivediamo con grande piacere. Grazie, buongiorno a tutti. Oltre alle persone che stanno qui al tavolo, che saluto caramente e a cui faccio gli auguri per le nuove avventure, fra l'altro, sicuramente impegnative. Saluto il signor Questore, che ci fa anche oggi l'onore di essere presente in città, e il collega Datos, rappresentante della provincia, presente qui in città oggi, e tutte le autorità militari, innumerevoli oggi, le associazioni d'arma, i colleghi di giunta che hanno condiviso gioie e dolori, soprattutto gioie per fortuna di questi 5 anni, e ringrazio della loro presenza i rappresentanti di 3 reggimenti, i Lancieri di Novara, Genova Cavalleria e le Voloire, che sono già stati ospiti della nostra città in quel bellissimo raduno che abbiamo avuto, che ci siamo, ritengo, come città meritati, ma che dico abbiamo avuto la fortuna di poter ospitare nel luglio del 2018 all'interno delle tante, innumerevoli, ha detto qualcuno, manifestazioni che abbiamo avuto per il centenario. Il titolo che ci viene attribuito fa sicuramente molto onore alla città, è stata una bellissima notizia quando ci è stato comunicato, e il presidente Alipio Mugnaioni, che fra l'altro ama così tanto la nostra città che voleva accompagnarci anche a Londra per la mostra, che abbiamo inaugurato a Londra, e la mattina in cui doveva partire, ahimè, per causa sciopero degli aerei, aereo già prenotato, non ha potuto essere presente con noi, ma col cuore era con noi, quindi è evidente anche il suo amore per la nostra città. L'emozione con la quale migliaia di persone nell'area Fender hanno ammirato e hanno goduto delle evoluzioni che ci sono state da parte delle truppe del reggimento artiglieria terrestre e cavallo, Cavalleria Amazzoni, è ancora nella memoria della città, ricordate da tantissimi e riprese anche dai nostri amici della Tenda TV, sempre presenti. Io vi ringrazio ancora, lo confesso molto apertamente, sono felicissimo di avervi tutti oggi qui nella città, e sono anche sorpreso perché pensavo a una cosa più intima, invece evidentemente questo riconoscimento è molto sentito e la città ve ne è riconoscente. Grazie. Bene. Do atto non perché il sindaco se lo sia dimenticato, ma perché è arrivato mentre già il sindaco parlava, che si è unito a noi anche il neocomandante della brigata Ariete, e che quindi accogliamo con un benvenuto. Direi ora di dare la parola al vicepresidente nazionale dell'Associazione Arma di Cavalleria, che credo ricorderà bene le giornate di luglio a Vittorio Veneto. Intanto desidero ringraziare tutti i presenti e salutarli. Per me è un vero piacere poter tornare oggi a Vittorio Veneto.
anche se sotto un'altra veste rispetto alla precedente, ma le cose nella vita evolvono, e questo è anche il bello della vita, quando si evolve e si va avanti. Io ho un bellissimo ricordo di quella giornata, devo dirvelo, lo dico apertamente, perché è stato un momento veramente molto toccante, molto particolare. Normalmente tante volte le cerimonie possono essere un po' così solo formali, invece quel giorno a Vittorio Veneto abbiamo sentito forte l'abbraccio di tutta la popolazione locale nei confronti dell'Arma di Cavalleria. Ci siamo sentiti parte integrante di Vittorio Veneto, ci siamo sentiti parte integrante di questo bellissimo paese di cui facciamo parte, che è l'Italia. E di questo veramente vi ringrazio veramente di cuore, perché è uno di quei ricordi che poi ti rimangono in una parte del cuore sempre, sono quei ricordi belli da ricordare. Io credo che nella giornata di oggi questo riconoscimento, che per noi cavalieri è molto importante, sia un riconoscimento che Vittorio Veneto merita in pieno, merita sia per quanto è stato fatto, ma soprattutto per come è stato fatto. Io credo che sia veramente un riconoscimento che sgorga dal cuore di noi cavalieri, ed è stata una decisione che ci ha trovato tutti entusiasti, e sapere che oggi Vittorio Veneto ha anche questo riconoscimento della cavalleria ci fa particolarmente piacere anche a noi cavalieri, sia in servizio che non più in servizio. Grazie veramente di cuore. Bene, direi che ora è il caso di dare la parola al Presidente, che è poi l'artefice e l'ideatore di questa iniziativa. Prego, Alivio. Buongiorno a tutti e benvenuti. Mi fa particolarmente piacere vedere tante uniformi, sia grigio cachi che sia delle altre armi. Grazie, grazie. Grazie ai nostri portastendardi e soci dell'Associazione Arma di Cavalleria qui presenti, e veniamo al dunque. Oggi è un ultimo atto di quello che è stato 5 anni di cerimonie che ci hanno visti impegnati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, dove si è svolta la Grande Guerra. E come ha detto l'amico mio Paolo Gerometta, è stato un riconoscimento che è nato sì dalla mia testa, ma perché ho sentito tanto di quell'amore da parte dei nostri associati nei confronti della città e tanta partecipazione, che mi ha proprio mi si è accesa la lampadina nella testa e ho detto, dobbiamo fare questo. E io l'ho proposto all'ultimo Consiglio nazionale, e l'ultimo Consiglio nazionale ha approvato all'unanimità questo riconoscimento. Quindi non è che un appendice al raduno nazionale, che è stato forse uno dei più belli di questi ultimi anni, veramente con tanta partecipazione soprattutto della gente. È quello che ci ha colpito, la partecipazione e l'amore che abbiamo sentito da parte della gente. Veramente, veramente c'erano 10.000 persone a vedere il carosello dei lancieri di Montebello, non uno. E poi la domenica durante la sfilata tutta la piazza, tutta la via era tutta piena di gente, veramente incredibile. Grazie, grazie, grazie. E passo a consegnarvi il Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria ha conferito il titolo di Cavaliere d'Onore al Comune di Vittorio Veneto. Luogo simbolo della fine vittoriosa della Grande Guerra, il Comune di Vittorio Veneto ha voluto offrire, con generosa iniziativa e spiccata sensibilità verso valori nazionali fondamentali, l'accoglienza all'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, che nelle giornate del 30 giugno e 1 luglio 2018 celebrava il 45° raduno nazionale,
il centenario della conclusione del conflitto. Una cittadinanza entusiasta e rispettosa dei simboli e delle tradizioni della cavalleria ha contribuito alla ottimale riuscita dell'evento. Il Consiglio nazionale dell'Associazione, nella riunione del 9 novembre 2018, ha deliberato di conferire al Comune di Vittorio Veneto il titolo di Cavaliere d'Onore a Livio Mugnaioni. Questo è il distintivo personale che appendo alla giacca del sindaco. Lo sostituiamo con quello di Vittorio per oggi. Eccolo qua, grazie. Questa invece è la medaglia che l'associazione ha rifatto, perché era una vecchia medaglia che era prima della seconda guerra mondiale e che veniva data a chi aveva questo grande onore di diventare cavaliere d'onore. E l'abbiamo rifatta, abbiamo una sezione, la sezione Cesena, che sono particolarmente bravi in queste cose qua, e quindi questa è quella che appenderemo sul gonfalone della città di Vittorio Veneto. Ho portato un omaggio anche per la nostra Barbara, che è stata bravissima e che ci ha aiutato in tutto e per tutto, e soprattutto mi ha colpito per la bravura con cui ci ha spiegato tutte le fasi della Grande Guerra con una veramente professionalità incredibile. Complimenti Barbara. Questi sono 2 fiori da parte dell'associazione e qua c'è, aspetta che lo apriamo. Il foulard con i 100, con i 30 stemmi dei reggimenti di cavalleria. Per i lagunari sarà uno schiaffo morale. Chiapperini mi bastona. Grazie mille. Grazie mille. La classe non è acqua, non c'è niente da fare. Noi ci permettiamo di regalare, di fare dono al presidente Mugnaioni e al generale, l'amico Paolo Gerometta, in anteprima, visto che sarà presentato in realtà venerdì, quando ci saranno gli altri ospiti, venerdì 15, quando faremo quella manifestazione, evento, ringraziamento, grazie alla collaborazione dell'associazione degli Alpini Lana, che ringrazio ancora, della Proloco, al nostro teatro
da Ponte di Vittorio Veneto venerdì 15 alle 18 sarà presentato. In anteprima, visto l'onore che hanno voluto riservare alla nostra città, oggi regaliamo il fotocatalogo che sarà presentato appunto assieme ai ringraziamenti al video venerdì prossimo, quando scoppia la pace. Ovviamente all'interno c'è anche il raduno, ci sono le foto del raduno. Grazie a voi. Grazie da parte mia personale a tutta l'associazione Arma di Cavalleria. Grazie.